Ossari, sacrari, luoghi della memoria che necessitano interventi importanti, ma nonostante le tante promesse del passato, i finanziamenti non si sono ancora visti e a rimetterci è la memoria dei nostri caduti nelle guerre. La Regione, dal canto suo, ce ne siamo già occupati, ha approvato una mozione all'unanimità che impegna la Giunta Veneta a intervenire sul governo e il Ministero della Difesa. Intanto anche le province devono fare la loro parte. Ma la provincia di Vicenza e quella di Treviso sono 2 province che insomma, hanno questi luoghi della memoria, che sono luoghi anche che vengono molto, visitati durante il periodo estivo da persone che vogliono conoscere la storia, che vogliono visitare i luoghi delle battaglie, però trovano ovviamente le porte chiuse. Quindi mi auguro che chi è a Roma e rappresenta questo territorio ovviamente si faccia portatore di questa richiesta che, ripeto, è stata approvata all'unanimità, che non ha distinzione politica, ma che si tratta solamente di dare dignità a coloro che hanno perso la vita e che oggi riposano sui nostri ossari. A luglio la Triveneta degli Alpini che invaderanno Asiago e sarebbe bello che le decine di migliaia di penne nere e non che saliranno in altopiano potessero rendere onore ai caduti che riposano nell'ossario. Basterebbe solamente vedere l'inizio dei lavori e già questo potrebbe essere un segnale positivo. Stiamo parlando, per quel che riguarda l'ossario di Asiago, di un intervento di circa 6 milioni di euro. Al momento è stata fatta solamente la progettazione, quindi insomma noi siamo fiduciosi. Adesso ovviamente la parola spetta allo Stato centrale. Come Regione del Veneto noi abbiamo già fatto i primi stanziamenti, circa 2 milioni di euro, quindi speriamo che il governo adesso mantenga le promesse fatte a questo territorio.